Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus. Tantissimi fatti di cui vi daremo conto questa mattina. Intanto vediamo uno dei tanti titoli che sono usciti sui giornali online. Uno spaventoso terremoto di magnitudo 7,9 ha devastato la Turchia e la Siria. Uccise più di 1000 persone, migliaia di edifici distrutti, nuova scossa da 7,6 sentita anche a Damasco, ma è stata sentita in Siria, in Grecia, in tanti altri paesi e soprattutto è stato, vediamo, togliamo la prima pagina del Fatto, è stato per fortuna smentito l'allarme, ritirato l'allarme che riguardava possibili tsunami sulle coste italiane, in particolare nel Mar Tirreno. Per fortuna l'allarme lanciato questa mattina poi è stato revocato. Passiamo alla cronaca del Veneto, la cronaca nera, terribile fatto accaduto a Sanfior. Un uomo è uscito dalla propria abitazione avvolto dalle fiamme, una torcia umana. Ci colleghiamo con Daniela Sizzia, sentiamo. Dovrebbe essere pronta Daniela Sizzia tra pochissimo. Vediamo se si può collegare. Niente, non riusciamo. Allora restiamo sul fronte degli incendi, un incendio che si è sviluppato a Spresiano. Vediamo. Siamo arrivati con il cuore in gola, ma per fortuna non ci ha preso questo incendio, perché sarebbe stato un disastro. Sì, perché poi voi confinate, quindi avete tutti i vostri materiali, le macchine? Certo, sì, proprio così. Cioè c'era pericolo che andasse in fumo, diciamo, tutto il vostro lavoro, quindi milioni di euro? Sì, è stato un panico proprio per quello. Per fortuna il vento ha tirato verso di là, Conegliano, così non... Voi avete mai visto gente strana che andava dentro? Perché io sono stato dentro lì, ho visto porte aperte, cose, robe un po' rotte, sembra quasi che fosse il luogo di ragazzi che vanno... Io posso dire che noi, essendo confinanti, cos'era, 2 o 3 anni fa abbiamo cambiato la rete di confine e tempo un mese e mezzo era già rovinata e rotta. Quindi molto probabilmente di notte c'è un via vai, un passaggio di gente. Sì, sicuramente questi episodi vengono di notte, perché di giorno noi siamo qua dalle 7 della mattina alle 7 della sera, quindi non ho mai notato cose strane, ma credo che di notte succeda di tutto. E restiamo sempre purtroppo sul fronte degli incendi, davvero un rogo scoppiato la notte scorsa lungo la provinciale 56 tra Cisoni Valmarino e Tovena, fiamme altissime, veicoli distrutti e 3 persone al pronto soccorso per intossicazione da fumo, una di queste per aver tentato inutilmente di salvare il suo pick-up. Vediamo. Mio papà aveva provato a salvare qualche macchina, però sì, purtroppo le fiamme erano molto più veloci di noi e niente. Ha tentato di salvare il suo pick-up e per questo è finito in ospedale con un principio di intossicazione da fumo. Notata di fuoco per la famiglia D'Agostin, che vive in questa casa lungo la strada tra Cisone e Tovena, a ridosso con il bivio per Gai. Tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte. Ieri sera, quando sono arrivato a casa, ho parcheggiato la mia macchina e poi è iniziato ad ardere. Macchina elettrica oppure normale? No, macchina normale a diesel. Quante macchine sono andate distrutte? 3 auto bruciate più 2 parziali. Adesso... Danni ingenti? Sì. Sono cose queste che sarebbe meglio non capitassero. Le auto erano ricoverate sotto la tettoia che confina con una legnaia. Non appena accorti dei bagliori, papà e figli hanno cercato di mettere in salvo il salvabile. Danni limitati per questa Citroën, mentre completamente distrutte le 2 BMW Station Wagon, una Vespa e un Ciao d'epoca. E nonostante il tentativo disperato, il pick-up. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e Conegliano, mentre i carabinieri hanno provveduto a chiudere al traffico la provinciale, in quanto le fiamme erano così elevate e spostate dal vento che lambivano il bosco dall'altra parte della carreggiata.
Un intervento durato fino oltre le 4, mentre già in mattinata tutta la famiglia D'Agostin era al lavoro per tornare per quanto possibile alla normalità, area che rimarrà in queste condizioni lo stretto indispensabile per permettere ai periti delle assicurazioni di fare i rilievi. L'importante è sì, non essersi fatti male e basta. Eccoci qua di nuovo, sempre in diretta, abbiamo tante notizie da darvi oggi. Ci colleghiamo con Daniela Sizia da San Fior, dove un uomo è uscito avvolto dalle fiamme dalla propria abitazione ed è morto. A te la linea, Daniela. Buongiorno ai telespettatori, ci troviamo in via Campardo Basso a San Fior. Qui questa mattina si è consumata una tragedia, avvolto dalle fiamme, è morto il signor Angelo, 75 anni, questa è la sua abitazione, è stato trovato qui, lo vedete, dai vicini di casa a terra, ormai privo di vita. La signora Rosetta è stata una delle prime signora ad arrivare a vedere il signor Angelo qui. Per terra, ho visto per terra, sono andata vicino e era già brutto da vedere. Sono andata dentro, ho preso una coperta e l'ho coperto, poi mio marito ha chiamato tutti quanti che potevano venire e così, è finita così. Lei poi è entrata in casa e ha visto che c'era acceso un fornello. Ha acceso il fornello del gas, che aveva una pentolina sopra e l'acqua che era aperta e basta, non ho visto niente perché era tutto buio, era tutto chiuso e non ho visto nient'altro. Una tragedia vedere. È una cosa veramente straziante vedere una cosa del genere. Non li auguro nemmeno a nessuno, neanche il più piccolo. Com'era il signor Angelo? Era una persona tranquilla, ristretta nella sua casa, aveva amicizia con poca gente, con me e altri, se serviva qualcosa, ma era per conto suo una persona tranquilla. Lui probabilmente si è alzato questa mattina prima delle 7, visto che poi è stato trovato a quell'ora. No, prima delle 7, sarà stato 6, anche prima delle 6. È passata mia figlia che andava a lavorare, l'ha visto il signor Angelo per terra, mi ha chiamato e io sono uscita e ho visto fatto tutto quest'altro, basta. Ormai per lui purtroppo non c'era nulla da fare. No, non c'era più niente da fare, era già, non so dirti, ecco, una cosa inspiegabile. Terribile. Sì, terribile, veramente terribile. Ecco, sul posto qua sono venuti poi gli uomini del SUEM 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco di Conegliano e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, una tragedia, una comunità sotto shock. Anche il sindaco ci diceva, insomma, non riusciamo a spiegarci quello che è accaduto, rimane solo purtroppo questa tragedia. Se non ci sono domande dallo studio, la linea allo studio. Grazie molte a Daniela Sizia. Ci sono gli stalker di condominio, perseguitano e terrorizzano i vicini di casa. È successo ad una signora di origini meridionali, un 44enne padovano è stato quindi accusato di stalking e ha subito un provvedimento di allontanamento. Vediamo da Padova. Per mesi ha perseguitato la vicina di casa, importunandola e molestandola con grida, minacce e ingiurie, causandole un grave stato di ansia e paura. Per questo motivo il magistrato ha disposto il divieto di avvicinamento e il divieto di dimora nel comune di Padova per un 44enne padovano residente in zona San Paolo. L'uomo aveva preso di mira la sua vicina di casa per le sue origini meridionali, la offendeva in continuazione, era diventato il bersaglio di sfoghi aggressivi, intimidazioni e comportamenti molesti. Il 44enne le aveva attaccato alla porta adesivi della Lega per rimarcare il fatto che lei venisse dal sud. Lo scorso gennaio la donna era intervenuta per sostenere un'altra vicina di casa che si stava lamentando per i comportamenti molesti del 44enne e per questo lei e il compagno erano stati addirittura minacciati di morte. La donna si era rivolta alla polizia già a fine luglio, raccontando che la situazione di tensione era cominciata 2 anni prima, quando si era trasferita nel palazzo. Il vicino di casa stalker creava problemi nel condominio con urla, conversazioni telefoniche a voce altissima, continui rumori e la televisione a volume spropositato. Ingaggiava così frequenti liti anche con gli altri condomini. La polizia ha raccolto numerose testimonianze. Nessuno di loro era in buoni rapporti con l'indagato, che creava malessere a tutti. Nessuno sostava più negli spazi
spazi comuni per paura di incontrarlo. Visto il ripetersi di questi comportamenti e l'escalation di violenza, i precedenti dell'uomo per lesioni, resistenze e atti persecutori, il giudice ha subito disposto la misura di divieto di dimora nel comune di Padova e il divieto di avvicinamento di almeno 500 metri dalla donna. Andiamo a Venezia in diretta da Palazzo Balbi, perché il presidente Luca Zaia dovrebbe parlare, oltre che di innovazione e di cybersicurezza, di quanto è accaduto ieri, un attacco hacker a mezza Europa con i server che sono andati fuori combattimento. Avrete avuto, chiunque sia andato ieri sulla rete avrà avuto dei problemi. Sentiamo cosa sta dicendo il governatore. Devono assolutamente esprimere, come al solito, diciamo, la vicinanza al popolo turco. E quindi questo lo volevo ricordare. Ricordo anche che fra l'altro oggi, e cambio argomento, c'è un'altra piccola comunicazione che mi sento di fare, che oggi sono esattamente 3 anni esatti dal fare le Olimpiadi, quindi fra 3 anni e 000 avremo l'apertura delle Olimpiadi a Cortina. Per quel che ci riguarda sarà ovviamente l'apertura per Milano-Cortina, e quindi volevo ricordarvi anche questa data come, diciamo, anniversario, no? E invece oggi siamo qui per una comunicazione importantissima, sono qui con l'assessore Calzavara. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato. Questa è una roba straordinaria, ma veramente straordinaria. Poi alla fine la scaricheremo, ma la trovate già in Apple Store o in l'Apple Store di Android, come si chiama? Io non ho. Come? Play Store. Io sono per Apple Store. La possiamo scaricare, Vivi Veneto, e qui è un po', come si può dire, si va un po' contro le regole naturali, no? L'entropia è la continua, diciamo, attività verso il disordine. Quando tu la studi, pensate, io l'ho studiata in chimica l'entropia, altri la studiano in filosofia, dipende da che parte la prendi, però il tema, la tendenza di tutto a disgregarsi andando verso il disordine, no? L'entropia. Ecco, questa è un'azione contro l'entropia. Cioè abbiamo messo 40 servizi che già eroghiamo ai cittadini tramite i canali digitali, tramite 4 app, 7 portali eccetera. Abbiamo messo ordine al disordine. Cioè, quindi il futuro qual è? Che se tu vuoi parlare con la regione per qualsiasi servizio, anche per trovarti un medico o per trovare un pronto soccorso piuttosto che un altro servizio, vai su questa app Vivi Veneto, da oggi è scaricabile, ed è qualcosa di straordinario, perché immaginate che questa la dovete vedere implementata all'ennesima potenza. Cioè noi stiamo già lavorando, ve lo anticipo, con la sanità, e il portale ce l'abbiamo pronto, che appena sarà operativo entrerà in Vivi Veneto la possibilità di prenotarsi tutte le visite via app. Ovvio che per essere pronti per questo dobbiamo essere sicuri che le agende digitali ci siano, e se uno fa un'ecografia e arriva fino al punto che gli dice no, l'agenda non risponde, non riuscirà mai a prenotarsela. Però il nostro obiettivo è quello di arrivare lì. Ovvio che questa app ci aiuta, perché i veneti da oggi sapranno che troveranno tutti i servizi del Veneto in Vivi Veneto, cioè, che poi la parola dice da solo, Vivi il Veneto. Ringrazio veramente tutti quelli che hanno lavorato, sono qua i ragazzi che hanno lavorato. Eccoli qua. Li salutiamo tutti, e grazie veramente. La squadra è una squadra grande, perché una roba così non si fa tutti i giorni, è un lavoro di qualità. E adesso lascio la parola all'assessore, prego. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Noi abbiamo preparato anche un filmato che farei partire. Luci, perché... per favore. Grazie. La regione del Veneto è finalmente nelle tue mani. Ovunque sei, Vivi Veneto è con te. La nuova app per smartphone che la regione del Veneto, prima in Italia, ha evoluto e realizzato. Una porta di accesso unica ai servizi digitali regionali della pubblica amministrazione, della sanità, degli eventi e manifestazioni sul territorio. Un'app facile e veloce di reale pubblica utilità. Una navigazione fluida e facile nella casa digitale del Veneto. Una vera esperienza di servizio digitale per tutti i cittadini. Un grande salto in avanti nel tuo rapporto con la pubblica amministrazione locale. E un canale diretto tra cittadini e regioni per recepire meglio le esigenze
competenze e le indicazioni degli utenti per migliorare e implementare con altri servizi l'app Vivi Veneto. E questa è la presentazione di un'app da parte del Presidente della Regione Luca Zaia, l'assessore bilancio Calzavara, che parleranno probabilmente più tardi, li sentiremo nelle interviste, di quanto è accaduto ieri. I server di mezza Europa messi fuori uso da un attacco hacker senza precedenti. Adesso torniamo alla cronaca, ma vediamo immagini drammatiche che arrivano dalla Turchia, dove per ora il bilancio parla di 1325 morti causa un terremoto violentissimo nel sud-est della Turchia, ai confini con la Siria. Vediamo immagini di macerie, di soccorsi, di persone che cercano di trovare dei superstiti. Purtroppo si parla di migliaia di abitazioni che sono state abbattute da scosse violentissime questa notte. Siamo sulla scala di 7 e 8, quindi uno dei più violenti mai registrati in questa zona. Danni davvero spaventosi, ci sono migliaia di feriti, macerie in tantissime città di questa zona del sud-est della Turchia, che è già stata colpita da altri sisma e che però non aveva mai subito dei danni così gravi. Un bilancio parziale, quello di 1325 morti, probabilmente si salirà vertiginosamente nelle prossime ore, e intanto è stato revocato l'allarme che era stato lanciato questa mattina per possibili ondate conseguenti a uno tsunami sulle coste italiane. In particolare si temeva per le coste dell'Adriatico e per fortuna non ci sono state e l'allarme è rientrato. Andiamo avanti con la cronaca nera. C'è stato un investimento mortale nel Padovano. Vediamo cosa è successo ancora una volta sulle strade. Un urto violentissimo che non ha lasciato scampo ancora una vittima della strada questa mattina all'alba lungo il tratto di tangenziale padovana che collega Selvazzano alla zona termale. Un pedone è stato investito e ucciso da un camion. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un anziano di 78 anni residente a Selvazzano, stava camminando sul ciglio della strada. Non è chiaro se stesse tentando di attraversare proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo il mezzo pesante. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, dei sanitari del SUEM 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Sul posto, lungo la direttrice della tangenziale di Selvazzano, per i rilievi è intervenuta la polizia stradale, che poco dopo ha disposto la rimozione della salma trasportata all'Istituto di Medicina Legale. Il pubblico ministero potrebbe disporre l'autopsia. Poco chiara la dinamica dell'incidente. Non si sa se l'uomo abbia deciso di gettarsi volontariamente contro il camion o se l'autista del mezzo pesante, a causa dell'oscurità, non lo abbia visto. Le indagini sono state affidate dalla procura alla polizia stradale. Il conducente del mezzo pesante rischia però di finire nel registro degli indagati per omicidio stradale. Allora passiamo alle truffe, ai danni degli anziani. Continuano gli appelli per evitare che le persone più ingenue o più deboli possano finire nelle mani, nelle grinfie dei truffatori, ma sono appelli che a volte cadono nel vuoto. Sentiamo uno degli ultimi casi in ordine di tempo, vediamo. L'ultimo colpo in ordine di tempo è accaduto a Ogliano, dove un'anziana è stata aggredita e derubata dell'orologio, un Rolex da 10.000 euro che aveva al polso. Era stato un finto carabiniere in borghese a suonare al campanello della donna. In manette è finito un 34enne residente a Vedelago, ma l'84enne potrebbe non essere l'unica vittima. Continuano infatti le truffe, che a volte si trasformano in rapine, ai danni delle persone più fragili, gli anziani. Fondamentale è il controllo di vicinato, spiega Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci. Il miglior antifurto è conoscere il tuo vicino. Purtroppo, spiega Paolo Roma, in molti casi l'anziano non conosce neppure il vicino. Bisogna tornare ad aiutarsi e dare uno sguardo alla casa accanto. Le forze dell'ordine, la nostra polizia locale, il fatto che quando hai un dubbio comunque puoi chiamare il tuo comune, i servizi sociali, puoi comunque chiamare qualcuno che è un punto di contatto di riferimento, credo che sia fondamentale.
Non solo, ma se si notano persone a girarsi in zona e suonare i campanelli, bisogna allertare subito le forze dell'ordine. I comuni, continua Paolo Roma, informano sempre se ci sono dei tecnici che girano in paese per dei controlli. Chiamare l'amministrazione o la polizia locale o le forze dell'ordine e rendere noto questo. Ecco, l'appello rimane quello agli anziani di chiamare, in questo caso si era finto un carabiniere, però insomma di chiamare anche se si ha un minimo dubbio. Certamente, chiamare anche se si ha un minimo dubbio, poiché la nostra polizia locale, che poi è sempre sul territorio, e anche i carabinieri sicuramente sono un punto di riferimento, ma anche i nostri servizi, perché ricordo che anche gli assistenti domiciliari che vanno nelle case ovviamente diventano un punto di contatto anche per dare delle informazioni che raggiungono l'amministrazione. Paola Roma, la sindaca di Ponte di Piave. Passiamo a una vicenda che riguarda ancora l'ULSS 7, l'ULSS Pedemontana, Bassano del Grappa, San Bassiano, un'esperienza drammatica raccontata da una donna che ha partorito con un cesareo. Vediamo il servizio. Reparto sottodimensionato, un'ostetrica per 8 parti cesarei, personale costretto a ritmi terribili per coprire le esigenze di mamme e neonati. Tutto questo e molto altro ancora nel racconto di una neomamma che ha partorito di recente a San Bassiano. Ho fatto il cesareo programmato, me lo avevano venduto come una passeggiata di salute rispetto al parto naturale, e invece è stato un inferno. A partire da un'ostetrica che ho beccato ieri mattina, non riusciva a trovarmi le vene, mi ha messo la farfallina per le flebo per andare in sala operatoria, e quando siamo partiti per la sala operatoria si sono staccate le flebo e mi ha riempito di sangue dappertutto, calze comprese, antitrombosi. Quindi sono arrivata in sala operatoria tutta piena di sangue, i medici erano arrabbiati neri. È anche la gestione delle fasi immediatamente successive al cesareo che lascia perplessa e dolorante la puerpera. Poi è ritornata quell'ostetrica là per prelevarmi e portarmi in camera, e passandomi dal lettino operatorio al letto della camera mi ha strappato i flebo dell'altro braccio, per cui un disastro. L'anestesista arrabbiata nera perché ha detto: guarda che se continui così dobbiamo fargli una sacca di piastrine. Ma non è tutto. Nasce poi una situazione che non può non riportare alla mente il caso della mamma che ha soffocato involontariamente il proprio bambino in un ospedale di Roma perché si era addormentata mentre lo allattava. I rischi del cosiddetto co-sleeping vengono sollevati a livello nazionale e anche dalle parole della nostra telespettatrice emerge il timore. Stanotte quelli del nido mi hanno lasciato il bambino tutto il giorno e tutta la notte. Ho provato a chiamarli, niente, hanno detto che il bambino deve stare con me, per cui con i punti si riesce a fare quello che si riesce a fare. Avevo paura tipo di addormentarmici sopra. Per questa mamma l'esperienza è stata negativa, anzi terribile. Per me esperienza terrificante. Qua sono sottodimensionati, c'è un'ostetrica per tutto il reparto, a volte a turno, solo un'ostetrica, al nido sono solo in 2 e corrono come disperati, e ieri penso ci sono stati 8 cesari e c'era solo un'ostetrica, non ti dico. Stanotte ho chiamato, non è mai arrivata quella del nido. Ancora una volta non è la qualità del servizio a deludere gli utenti del San Bassiano, dato che medici, infermieri e operatori fanno letteralmente i salti mortali. A lasciare l'amaro in bocca è proprio l'organizzazione del servizio dell'azienda diretta da Carlo Bramezza. E adesso torniamo a Venezia, dove il presidente Zaia e l'assessore Calzavara stanno parlando di innovazione. Dovrebbero, credo, parlare anche dell'attacco hacker di ieri e di cybersicurezza. Vediamo in diretta, dovrebbe esserci Filippo Fois. Del proprio territorio, magari per sopperire alle difficoltà che a volte si presentano sulle liste d'attesa. Ma noi stiamo lavorando esattamente a questo, nel senso che possa esserci la possibilità di scegliere, no? Di entrare, scegliere. Ovviamente ci sarà un primo step che sarà quello della tua ASL, dopodiché ti dice: guarda, se vuoi fra 3 giorni ce l'hai, ma a 200 km da casa, perché che so, abiti a Conegliano nel mio caso e ce l'hai a Villafranca piuttosto che da altre parti in giro per il Veneto. Questo sì, però attenzione, noi faremo una presentazione quando saremo pronti, visto considerato che per essere pronti bisogna che non ci siano problemi con le agende.
che sono le agende proprio quelle cartacee, che sono riversate nel digitale, che sono gli spazi liberi per prenotare, perché poi il sistema va in automatico. Adesso arriverà il dottor Annichiarico e prenderà in mano anche questa partita tra i primi dossier che dovrà trattare. Volevo chiedere una cosa all'assessore che non ho capito. Lei prima parlava di lavoro, vuol dire che c'è anche la possibilità attraverso questa app di ricerca di lavoro, di incrociare le informazioni? Stiamo cercando con Veneto Lavoro proprio di fare un'app che matchi offerta e richiesta di lavoro, però è in lavorazione ed è fatta da una società partecipata dalla Regione, controllata dalla Regione, ma non l'abbiamo ancora. È una delle cose che insomma riteniamo nel corso dei prossimi mesi, anni, dovrà essere all'interno di questa app, come quella che prima o poi arriverà, del biglietto unico, di cose che riteniamo all'interno di questa super app possa trovare proprio completare l'offerta nel vivere il Veneto, no? Viverlo da cittadino, viverlo da impresa, viverlo anche da turista, perché poi l'idea, almeno per tutta quella parte legata alla lingua inglese, che la trovate all'interno del portale turistico, quindi c'è anche questa attenzione verso i milioni di turisti che vengono nella nostra regione. È un lavoro che continuerà, ecco, non vedetelo finito, è un primo, come dire, apertura importante con servizi consistenti, ma da qui è un inizio che vogliamo assolutamente implementare e cercare di dare i più contenuti possibili. Prego. Domande dei giornalisti al Presidente Zaia e all'assessore Calzavara sulla digitalizzazione dei servizi nel Veneto per rendere più facile la vita ai cittadini, per esempio anche per chiedere passaporti, eccetera. Allora abbiamo Gianluca Paladin dal Tribunale di Trieste per il processo per la morte di Sara e Jessica, in attesa della sentenza d'appello. A te Gianluca. Sì, grazie, buongiorno direttore. Sì, esattamente, si attendeva in realtà fino all'ultimo la sentenza di appello con gli avvocati che assistono le famiglie che speravano appunto nella conferma dei 7 anni di reclusione a Dmitry Traikov, che ha investito le 2 ragazze nella A28 l'anno scorso, ma in realtà c'è stato un rinvio di questa udienza, seppur dopo un dibattimento tra avvocati che faceva presagire che il processo potesse concludersi oggi, quantomeno in questo secondo grado di giudizio, e poi eventualmente andare in Cassazione. Invece è stato rinviato per dare la possibilità al padre delle 2 piccole bambine coinvolte in quell'incidente, le figlie di Sara, della 26enne Sara, per produrre le querele, che a causa adesso dell'attuale norma Cartabia non si poteva quindi procedere d'ufficio, e di fatto questo inficiava il corso del processo. Quindi è stata rinviata l'udienza al 26 aprile alle ore 15, sempre qua a Trieste ovviamente, perché si ripeterà di nuovo questa udienza di appello, quasi un nulla di fatto a questo punto per il processo che vede imputato Dmitry Traikov per la morte della 20enne Jessica e della 26enne Sara. Io però posso quantomeno adesso farvi sentire, invece ricedendovi la linea, però vi faccio sentire le parole di Elaine Fragasso, il padre di Jessica, 20 anni, morta l'anno scorso in quel tragico incidente, la sua reazione dopo il rinvio dell'udienza. Elaine Fragasso, si è appena conclusa l'udienza di appello, che però è stata rinviata per permettere di produrre le querele anche per i danni e le lesioni subite dalle piccole bambine. Ti abbiamo visto in aula, ovviamente, insomma, la situazione è molto delicata. Innanzitutto la tua reazione su questo? Sì, è stata rimandata al 26 aprile apposta per queste, non è stata presentata la querela perché con la nuova riforma Cartabia del comma 590, mi sembra, l'articolo 590, e dovevano presentare entro 40 giorni per queste 2 bambine, e purtroppo l'avvocato delle bambine non era presentate, quindi è stata rinviata al 26 aprile. Voi volete giustizia, volete che venga quantomeno confermata la condanna all'imputato? Guarda, è solo quello, chiediamo solo quello. Già è poca,
7 anni e sarebbe ridotto a 6 anni e 4 mesi con questa querela, però se riesce a presentarla entro fine marzo bene, e 7 anni almeno che rimanga quella, nient'altro, non chiediamo altro, tanto le ragazze non ce le riportano più indietro, però almeno che si faccia un po' di anni in galera. Questo anno com'è passato? È passato un anno dai fatti, insomma. Sì, è un anno già passato, burrascoso perché difficile, dopo soprattutto quando vieni in questi posti qua e ti ritorna tutto in mente, anche se ovviamente a me non sparisce mai il dolore e anche il momento dell'incidente, però cerchiamo di andare avanti insieme, proviamo ad andare avanti, tutto qua. Grazie Ale, grazie. Grazie molte Gianluca Paladini in diretta dal Tribunale di Trieste per la morte di Sara e Jessica sulla 28. Torniamo a Venezia dove il presidente Zaia e l'assessore Calzavara stanno parlando di digitalizzazione dei servizi. Sembra che non parleranno dell'attacco hacker di ieri perché si sostiene che non sia accaduto nulla di grave in Veneto. A noi risulta che tanti cittadini siano rimasti così in panne sulla rete perché non riuscivano ad entrare. Sentiamo ancora l'assessore Calzavara. Del Veneto e italiane, che in temi, pensate, di bonus o di future iniziative sull'edilizia, cosa vorrebbe dire in termini di semplificazione. Per far questo ci vogliono risorse e speriamo che il governo le abbia comprese. 8 mesi di lavoro, 150.000 euro di spesa. Com'è il livello di corruzione in Veneto? Perché si è spesso parlato di problemi diversi. Dopo aver incontrato la mattina il sottosegretario Butti, il pomeriggio siamo andati a cercare di fare un po' il punto della situazione con Open Fiber, che è l'azienda che sta stendendo la banda ultralarga e poi ha il progetto all'interno, ha vinto il bando all'interno del PNR del Italia 1 giga. Lo hanno ripreso, però siccome li incontreremo insieme con l'assessore Marcato fra un mese e con le associazioni all'interno del tavolo del partenariato, loro dopo l'acquisizione del fondo degli australiani, è entrato all'interno di questa società per il 40% Macquarie, hanno accelerato e ci hanno dato delle buone notizie. Insomma, sono in ritardo rispetto a quello che avevamo presentato al tempo, però pare che abbiano accelerato soprattutto nelle zone grigie. Altro ragazzi? Posso tornare un attimo indietro alle Olimpiadi? Prego. C'era questa doppio alzabandiera, scusate, c'è stamattina questo doppio alzabandiera tra Milano e Cortina. Il sindaco di Cortina ieri ha detto che è un po' la dimostrazione della messa in moto dell'intera macchina, ci sono le solite polemiche sui costi della pista da bob, come siamo messi? Ma siamo messi innanzitutto che vorrei ricordare ai cittadini che le Olimpiadi e quindi lo City Contract firmato con CIO prevede che noi ci siamo impegnati formalmente e contrattualmente a garantire le sedi di gara, tanto per fare un po' di ordine. Quindi quando sento parlare della strada, della variante, di altre robe, sono i benefit delle Olimpiadi, ma che nulla hanno a che vedere con gli impegni che noi abbiamo. Per capirci, la Coppa del Mondo dà uno spaccato del fatto che non siamo in grado di garantire la sede di gara. Le Olimpiadi cosa portano al territorio? Perché se tu indichi la Luna e qualcuno continua a guardare la punta del dito, uno dice o lo mando a quel paese o rinuncio a continuare a indicare la Luna. Cioè, le Olimpiadi, secondo l'università, ci porteranno 1 miliardo di PIL. A questi si aggiungono le opere che non sono olimpiche, la variante di Cortina, la variante di Cortina ormai siamo a quasi 500 milioni di euro, la variante di Longarone 300 milioni di euro, tutte le opere che si fanno sulle strade, abbiamo finanziato con un centinaio di milioni, adesso non ricordo quanto, la 62 nel Veronese, i lavori che faremo nell'Arena di Verona, perché volenti o nolenti la metteremo a norma rispetto all'accessibilità, perché faremo l'apertura delle Paralimpiadi e la chiusura delle Olimpiadi. Ecco, tutto questo va in un bilancio, che un bilancio quanto varrà?
2 miliardi, 2 miliardi e mezzo, dipende da come si fanno i conti. Però a prescindere da questo, ipotizziamo che le Olimpiadi siano solo il miliardo di PIL in più. Le spese che lo Stato, non la Regione del Veneto, che lo Stato sosterrà per il Bob saranno 100, 120, adesso non ho ben capito. Anche se li andassimo a detrarre dal miliardo ne resterebbero ancora 880. A casa mia si fanno sti conti, dopodiché possiamo discutere di tutto, avete capito? Allora, l'opera del Bob è un'opera iconica, è un'opera che è da fin dal primo istante la base del dossier di candidatura, altra cosa che non si dice, perché noi abbiamo il Bob più vecchio al mondo, 1928. Quindi sarà il Bob paralimpico, sarà il primo paralimpico, sarà un Bob che sarà poco impattante rispetto a quella discarica che Cortina si ritrova lì oggi, perché vi ricordo che il Bob non funziona più, è un cadavere eccellente a Cortina. Quindi, fra l'altro, io forse anche ingenuamente, perché se tornassi indietro forse qualche riflessione la farei, ingenuamente ho chiesto, quando ho visto c'era l'opportunità di candidarsi, ve la faccio breve, una piccola storia lunga breve, e ho chiesto subito, non essendo io un esperto, cosa c'è di buono a Cortina? Mi dicono il Bob. Ah, bene, ma non possiamo utilizzarlo perché è una discarica. Benissimo, ho detto, delle due l'una, bonifichiamo la discarica, perché fino al giorno prima delle Olimpiadi il problema a Cortina era la discarica del Bob, adesso è sparito il problema. Bonifichiamo la discarica con la scusa delle Olimpiadi e rivitalizziamo il Bob, che è centrale. Tanto è vero che il CIO a Losanna riconosce il nostro dossier con la centralità del Bob. E il Presidente Zaia ha parlato di servizi digitali in Veneto, avete sentito adesso su Cortina da un pezzo, le Olimpiadi del 2026 e l'annosa questione del Bob contro cui si sono schierati gli ambientalisti, il problema degli investimenti, dei costi, eccetera. Andiamo un paio di minuti in pubblicità e poi torniamo sempre in diretta con Focus TG. State con noi. È sempre durissima la vita per i ristoratori, per i baristi, prima il Covid, poi il caro bollette e poi il problema della mancanza di personale. Ci colleghiamo con Francesco Rattai per la storia di un ristoratore che ha deciso, per salvare l'azienda, di rinunciare ad un giorno della settimana. A te la linea, Francesco. Sì, grazie, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo con Davide Meneghetti, che è il titolare della Trattoria San Pietro in centro a Padova. Siamo con lui perché qualche giorno fa è emerso un suo post sui social network in cui diceva: siamo costretti a chiudere il giovedì perché per dare il turno di riposo non riusciamo a fare il giro dei dipendenti perché non troviamo dipendenti. È così difficile trovare dipendenti? È molto difficile, è veramente in questa situazione. Noi è dall'estate scorsa che abbiamo cominciato a cercarli, proprio in preventivo di riuscire ad avere un attimino una squadra completa anche tra poco, che cominceremo con i tavoli, con il Deor, con i tavoli all'esterno. Non si trovano, non c'è più la vocazione per questo lavoro. Voi ricevete dei curriculum, fate dei colloqui, cosa vi dicono le persone che riuscite a sentire, le poche immagino? Allora, non ti nascondo che i curriculum sono arrivati dopo lo sfogo della settimana scorsa con il post sui social, è un'ottima condivisione da parte di amici e clienti che ci vogliono bene. Arrivano, fino a prima ne arrivavano veramente pochi, adesso qualcuno in più, e comunque poi vanno assolutamente scremati. Ci sono su 10 che arrivano, 5 proprio non si presentano, non ti rispondono neanche al telefono, non so neanche perché li mandino. Altri poi arrivano, ma c'è un grosso problema a incastrare turni, orari, è quello che vuole fare la gente. Io devo creare una squadra, non posso avere gente che un giorno ha il figlio da prendere a basket, il giorno dopo deve andare da un'altra parte, oppure chiede di lavorare in nero perché magari è in NASPI o ha qualche ammortizzatore sociale in atto, per cui cerca soltanto un qualcosa per arrotondare. Qui vogliamo creare una squadra, è 30 anni che siamo qui e noi adesso c'è stato un cambio appunto generazionale in cucina e vogliamo creare una squadra che duri nel tempo. Quindi tra le varie
richieste che vi fanno, c'è anche chi lavora in nero di non essere, voi invece volete offrire un contratto in regola con tutti i crismi. Assolutamente. A tutela nostra e anche del lavoratore, anche perché comunque è un mestiere anche tra virgolette pericoloso, perché bisogna essere tutelati anche dal punto di vista appunto di quanto riguarda eventuali infortuni, malattie e tutto quanto. Noi offriamo 14 mensilità, il contratto nazionale collettivo, ci discute eventualmente con chi arriva qualche incentivo in base poi a quello che è l'impegno che uno ci mette, a quello che può essere la mole di lavoro. Chiudiamo 2 settimane d'inverno, chiudiamo 2 settimane d'estate, e quindi se abbiamo la squadra al completo poi ognuno riesce a vivere anche la propria vita. Tra le varie si creano un po' 2 fazioni, quelli che dicono ci sono i giovani fannulloni e quelli che dicono no, i ristoratori però probabilmente non offrono un adeguato contratto. Sicuramente la verità non è in nessuna delle 2 posizioni, c'è probabilmente del vero in tutte e 2, ma è vero che voi non offrite quello che la gente vi richiede? Allora, noi offriamo quello che è il contratto nazionale appunto collettivo che c'è in questo momento, poi eventualmente per stimolare ci si può accordare su qualche incentivo. Questo è il contratto che viene offerto, la paga comunque non è male, le paghe non sono male, le 14 mensilità non sono male e non sento che in altri ambiti poi ci siano comunque delle situazioni in cui gli stipendi sono dorati o completamente diversi dal nostro settore. Allo stesso tempo dico anche che è un pochettino difficile, c'è ristoratore e ristoratore come c'è ragazzo e ragazzo, quindi noi riteniamo di essere molto corretti, poi ci sarà sicuramente il ristoratore più furbo, i ragazzi ce ne sono che hanno voglia di fare ma pochi e sono difficili da trovare. Bene, allora augurando a Davide di trovare i dipendenti che cerca per cercare di andare avanti con la sua attività al meglio. Se non ci sono domande restituirei la linea allo studio. Grazie molte a Francesco Arattai e al suo ospite. Torniamo a Venezia, a Palazzo Balbi, dove i giornalisti stanno intervistando il presidente Luca Zaia. Sentiamo cosa sta dicendo. E lì pian piano troverà tutti i servizi possibili e immaginabili. Ha aperto la conferenza stampa guardando quello che sta succedendo in Turchia e in Siria, un terremoto tremendo, il Veneto c'è. Il Veneto c'è e ci dà anche apprensione queste notizie che stanno arrivando, 1300 morti come prima contabilità, dopo qualche ora ci dà una dimensione di quanto grande sia questa tragedia. Abbiamo già dato disponibilità per i mezzi della protezione civile ai nostri volontari, ma insomma siamo vicini al popolo turco, anche se ci fosse da raccogliere materiale o fare qualche gara di solidarietà, insomma i veneti ci sono sempre, quindi ci saremo. C'è stato un rischio tsunami? C'è stato un rischio tsunami che mi hanno comunicato stanotte e avevamo l'allerta massima perché c'era 1 metro d'acqua e quindi non sapevamo bene quale fosse poi l'entità dell'impatto sulla nostra costa e questa mattina verso le 7 è stata chiusa la partita, fortunatamente non chiudendo l'emergenza. La settimana scorsa con il ministro Casellati si parlava di semplificazione e sburocratizzazione, oggi un'app che di fatto semplifica la vita ai cittadini, questa è la direzione? Ma assolutamente sì, anche perché il futuro sono le super app e questa app sostanzialmente darà modo al cittadino di entrarvi e di avere l'erogazione di servizi della sanità piuttosto che il bollo auto o altri servizi, il mercato del lavoro, il turismo. Addirittura questa app al suo interno avrà anche gli appuntamenti della settimana, quindi persona volesse entrare in Vivi Veneto e dire sto fine settimana che sagre ci sono o che mostre ci sono, che eventi ci sono da un punto di vista culturale o turistico in generale, può trovare anche delle indicazioni, quindi sarà perfettamente in osmosi con il territorio. Purtroppo l'evoluzione tecnologica va di pari passo anche con gli attacchi degli hacker, per esempio da quello che è accaduto ieri in Veneto c'è stata qualche conseguenza? No, per noi no, consideri che fin dal primo giorno della guerra noi ci siamo mossi subito per blindare al massimo i nostri sistemi e devo dire che fino ad ora, incrociando le dita, siamo stati esenti, se non posso solo citare il caso dell'URSS di Padova che è stato quello più eclatante, ma ad oggi no, insomma gli attacchi che hanno subito altre regioni no. Oggi su 2 piazze italiane c'è stata una grande festa, o almeno l'inizio di una festa a 1000 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici.
Viviamoli come una festa questi giochi olimpici, non possiamo passare le nostre giornate a sentir dire che è uno spreco, che non ce la faremo mai, e, insomma, al solito lamento all'italiana mutuato dal fado portoghese, cioè cerchiamo di guardare al futuro pensando che solo i pessimisti non fanno fortuna. In tela, a che punto siamo? Veneto, Piemonte? Siamo al punto che io non ho altro da aggiungere. In maniera positiva? Attendiamo. Il presidente Luca Zaia, intervistato dai giornalisti a Palazzo Balbi dopo la conferenza stampa sulla digitalizzazione dei servizi. La politica veneta è nella bufera per un'inchiesta giornalistica internazionale che riferisce di regalie, di soldi dati in cambio di un'attività di lobby in favore della Russia di Putin. È un'inchiesta giornalistica, non è un'inchiesta giudiziaria, e quindi tutte queste accuse portate attraverso il ritrovamento di migliaia di mail andranno provate. Sta di fatto che ne è nato un polverone. Vediamo il servizio della nostra redazione. Legittimare l'occupazione russa in Crimea e promuovere politiche pro-Mosca in Europa. Questo è l'obiettivo dell'International Agency for Current Policy, realtà guidata dal parlamentare russo Sargis Mirzakhanian, la cui attività è stata svelata da un'inchiesta giornalistica internazionale, complici migliaia di mail che dovevano rimanere riservate e che conterrebbero invece le prove di come i lobbisti russi intendessero pagare i politici con tanto di onorari e budget per piani di viaggio, compresi soggiorni in resort a 5 Stelle sulle rive del Mar Nero. È in questa fitta corrispondenza che emergerebbe con forza il nome del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, già assessore regionale e oggi nelle file della maggioranza a Palazzo Ferrofini. Sarebbe stato lui il principale referente politico dell'agenzia russa non solo in Veneto ma in tutta Italia. Accanto a quello di Valdegamberi anche i nomi di Paolo Tosato, senatore leghista veronese e già consigliere regionale, e di Roberto Ciambetti, anche lui leghista e attuale presidente del Consiglio regionale. Nel materiale raccolto dal pool investigativo, va detto, non risultano documenti finanziari o estratti conto capaci di dimostrare che i pagamenti siano stati effettuati, semmai l'evidenza di una relazione costante nel tempo e che avrebbe portato nel maggio 2016 il Consiglio regionale del Veneto, primo in Italia, ad adottare una risoluzione a firma Valdegamberi per l'autodeterminazione della Crimea, tesa a far togliere le sanzioni alla Russia decise dalla comunità internazionale a seguito dell'invasione della penisola ucraina da parte del Cremlino. Sull'esempio veneto si mossero poi Lombardia e Liguria, tutti provvedimenti che ebbero un effetto tonificante per la propaganda di Mosca. Nell'inchiesta giornalistica finisce sotto la lente anche la visita della delegazione veneta in Crimea dell'ottobre 2016, quando si siglò un protocollo di cooperazione fra Veneto e governo locale filorusso, presenti Ciambetti e lo stesso Valdegamberi. Per Stefano Valdegamberi il risultato del viaggio non è stato puramente di pubbliche relazioni, si legge nell'inchiesta pubblicata in Italia da IRPI, ma l'organizzazione di contatti promettenti per iniziative imprenditoriali che pagano le sue campagne elettorali e sostengono la sua attività politica. Parole pesantissime contenute in una mail inviata da un collaboratore al parlamentare russo, ma appunto da dimostrare, così come l'attribuzione allo stesso Valdegamberi di una somma da parte dell'agenzia russa di 3.000 euro. Da quello che ho letto, la persona più coinvolta è il collega Valdegamberi. Però ecco, il ruolo istituzionale di Roberto Ciambetti credo lo coinvolga e richieda veramente di chiarire e dare massima trasparenza ad ogni possibile coinvolgimento. Valdegamberi, poche ore prima della diffusione dell'inchiesta, ha pubblicato un post sui suoi social anticipando la propria presenza al sit-in "Il popolo non vuole la vostra guerra" in Piazza Bra, Verona. Scommettiamo che la mia partecipazione a questo evento provocherà un attacco mediatico nei miei confronti nei prossimi giorni, preparato all'estero e consegnato ai media italiani compiacenti. Prendete nota di questo post, dice Valdegamberi. Insomma, gli elementi per un'altra tempesta, perlomeno politica, ci sono tutti. Se io fossi il presidente Zaia, chiederei alle persone del mio gruppo di chiarire, di dare massima trasparenza ad ogni punto, perché io penso che le persone che li hanno votati debbano avere chiarezza e debbano togliersi qualsiasi dubbio in merito a vicinanze che dal punto di vista politico non sono oggi giustificabili. Una vicenda da prendere con le pinze, perché l'attendibilità di hacker ucraini su mail russe durante una guerra è
insomma, è molto limitata, per cui bisogna che queste prove, poi queste accuse vengano poi comprovate da elementi di fatto. Passiamo ai profughi ucraini. Ieri primo pranzo all'ex asilo Cairoli di Belluno per i 42 rifugiati ucraini che resteranno in città. Questo gruppo, ospitato da marzo nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco, è stato trasferito nella struttura di Via Piave, dove gli operai comunali e i volontari della Protezione Civile sono intervenuti per adattare gli spazi e renderli idonei all'accoglienza di nuclei familiari con i bambini. Stamattina è andata Tiziana Bolognani a visitare la nuova sede. A te la linea, Tiziana. Siamo davanti alla scuola materna Cairoli di Belluno, dove da ieri pomeriggio sono stati trasferiti i profughi rifugiati ucraini che erano ospitati dall'anno scorso nella ex caserma dei Vigili del Fuoco. A fianco a me l'assessore Franco Roccon. Assessore, ci porta all'interno dell'asilo per vedere cosa avete fatto per poter ospitare questi ucraini? È stato fatto un lavoro davvero importante dai nostri dipendenti comunali. Tutti si sono messi, diciamo, pancia a terra, come si dice, per dare il meglio a questi nostri ospiti. La nuova casa dei rifugiati ucraini si trova a pochi passi da Piazza Duomo e si affaccia sul Piave. Entriamo, venite con me a vedere un po' questo lavoro importante che abbiamo fatto. Buongiorno. Questo è l'ingresso, la reception, diciamo per dare modo di registrare le entrate e le uscite di questi nostri ospiti. Poi li abbiamo collocati su tutti e tre i piani più un attico che sta sopra. Abbiamo ovviamente montato tutti i letti, fatto tutte le cose che dovevano essere fatte, portando giù anche i propri effetti personali, insomma distinti persona per persona nei 47 che abbiamo collocato, più una che è anche in ospedale. 11 mezzi sono stati utilizzati per il trasloco che si è concluso ieri pomeriggio alle 15, facce sorridenti tra le mamme e i loro bambini. Possiamo dire che questa struttura sembra più una casa. Lo è, per certi versi ieri erano davvero contenti. La cosa migliore che abbiamo potuto vedere anche con il sindaco è che quando sono arrivati la prima cosa che i bimbi hanno fatto sono andati a giocare con i vecchi giochi dell'asilo nella sabbiera, e questo è stato motivo anche di soddisfazione. Un lavoro di aggregazione e di solidarietà assieme agli operai comunali, i volontari della Protezione Civile coordinati dall'assessora Lorenza De Cunovic, tutto in pochissimo tempo. I nostri operai in una settimana hanno messo giù le docce, i bagni, sistemato i lavandini, fatto le pulizie, insomma un grande lavoro di solidarietà. Io davvero ringrazio poi tutti. Allora andiamo avanti in regia. Questa mattina ci sono Renato Cappoia, Francesco Cerone e Alberto Pivetta. 10 febbraio, venerdì, la giornata del ricordo, è la giornata in cui si ricordano le vittime delle stragi titine, migliaia di italiani infoibati, gli esuli, istriani, dalmati, una tragedia davvero spaventosa di cui si parla da qualche anno, per troppo tempo era stata tenuta nascosta. Vediamo il servizio sulle cerimonie che si stanno preparando nel comune di Cittadella, uno dei tanti comuni in cui ci saranno iniziative di questo genere. Vediamo. Il 10 febbraio si celebra il giorno del ricordo legato all'orrore delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano-giuliano-dalmata tra il 43 e il 47. Anche Cittadella si prepara a rendere onore ai tanti civili uccisi dalla brutalità dell'uomo e far conoscere una delle pagine più tristi della nostra storia, soprattutto alle giovani generazioni, togliendo qualsiasi connotazione politica. Una tragedia che ha visto dei morti innocenti e che sono stati dimenticati per tanti anni non può avere un'etichetta politica. Noi dobbiamo ricordare la nostra storia, soprattutto quella storia negativa, quella tragica, e farla conoscere ai nostri ragazzi libera da tutto, in modo che i nostri ragazzi imparino e soprattutto queste cose poi non avvengano più nel prossimo futuro, cosa che invece ancora oggi sta accadendo.
Un pezzo di storia che per anni è stato taciuto. Dal punto di vista storico probabilmente è sempre stato difficile riuscire ad interpretare una storia che è sempre stata troppo divisiva e troppo difficile da comprendere. In sostanza siamo abituati a dividere il mondo tra buoni e cattivi, bianco e nero, in modo che ci sia sempre una contrapposizione tra due parti. La storia del confine orientale italiano invece ha sempre visto tre parti contrapporsi. Quest'anno abbiamo una conferenza stampa del giornalista Fausto Biloslavo che mostrerà e presenterà il suo libro sulle verità infoibate, quindi l'argomento riguarda principalmente la tragica situazione delle foibe. Dopodiché, proprio qui nell'atrio del Comune Cittadella, grazie all'Unione degli Istriani, abbiamo allestito una mostra che riguarda Goli Otok. Cos'è Goli Otok? Goli Otok è un'isola che si trova nell'arcipelago dalmato, destinata a Tito come campo di internamento, anzi campo di rieducazione. E a sostegno di questo c'è anche un video del signor Borme, che è uno dei pochi sopravvissuti a questo campo di internamento. Il 10 febbraio, la giornata del ricordo. Vediamo alcuni titoli dei giornali locali. Questo è il Gazzettino, vediamo se riusciamo a mostrare la prima pagina. Accende la stufa, è una notizia che abbiamo dato poco fa, e si trasforma in una torcia umana, esce di casa urlando e poi purtroppo è morto. È successo a San Fior nel Trevigiano. A Quarto d'Altino, pedinato per anni, accusato di fingere la malattia, il giudice assolve il finanziere. Mangia alimento allergico, shock anafilattico, va in arresto cardiaco, è morto un 34enne, successo a Sappada. Andiamo in pubblicità ancora un paio di minuti e poi torniamo. Avremo qui gli ospiti Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Giuseppe Montuori di Fratelli d'Italia per parlare di quanto ha chiesto Giorgia Meloni, e cioè di abbassare i toni in seguito alla vicenda, allo scontro frontale tra Fratelli d'Italia e PD sul 41 bis. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, sono le 13:02, la parte dell'approfondimento con due ospiti che questa mattina sono Giuseppe Montuori, che è il segretario provinciale di Fratelli d'Italia nel Trevigiano. Buongiorno Montuori. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E il senatore Andrea Ferrazzi, è stato senatore nell'ultima legislatura con il Partito Democratico. Buongiorno anche a lei senatore, grazie molto. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telescoltatori. Allora, abbiamo pensato di dedicare questa parte a uno scontro violento tra centrodestra e centrosinistra, in particolare tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico sul 41 bis, la vicenda Cospito, le parole di Donzelli in aula, la risposta stizzita di Deborah Serracchiani, tutto il Partito Democratico che minaccia querele per quanto ha detto anche il sottosegretario alla giustizia Del Mastro, cioè di favori di esponenti del Partito Democratico. Si è parlato addirittura di inchini nei confronti della mafia dopo la visita ai mafiosi e allo stesso Cospito nel carcere di Sassari, accuse pesantissime che hanno scatenato l'ira del Partito Democratico. Senatore Ferrazzi, a che cosa porterà questa vicenda nel momento in cui poi la Presidente del Consiglio sta invitando tutti ad abbassare i toni? Sa direttore, i toni li deve abbassare chi li ha alzati. In aula sono state dette delle cose gravissime. Alcuni parlamentari della Repubblica hanno accusato il Partito Democratico di inchinarsi dinanzi ai mafiosi e dinanzi ai terroristi. Sono frasi farneticanti, sono frasi che sono assolutamente gravi dal punto di vista, diciamo, istituzionale, dal punto di vista politico. E quindi è giusto abbassare i toni, ma i toni deve abbassare chi li ha alzati. Chi ha pronunciato frasi di questo tipo, chi ha mistificato dati del tutto, raccontando delle cose del tutto difformi di quello che veramente era accaduto,
E poi vede, in questo periodo in cui c'è un attacco, diciamo, di gruppi anarchici diffusamente organizzati contro il nostro Stato, è di ogni evidenza che attaccare, invece di lavorare per l'unità, attaccare in maniera inconsulta una parte politica che è sempre stata un baluardo, diciamo, per la legalità, la lotta contro la mafia e contro il terrorismo, in questo modo racconta davvero un analfabetismo istituzionale, come alcuni stessi colleghi di parlamentari che hanno gettato questo fango contro il Partito Democratico hanno comunque sostenuto, essi stessi sostenuto, diciamo. Ecco, Montuori, intanto il Partito Democratico ha chiesto le dimissioni sia di Donzelli che di Del Mastro, però la Meloni li ha blindati, hanno scritto i giornali dicendo che non era possibile chiedere le dimissioni, anche perché questi documenti non erano davvero secretati ma erano disponibili. È uno scontro che accentua sicuramente la tensione in un momento piuttosto difficile, per cui secondo lei aumenterà ancora il contrasto anche all'interno del Parlamento e questo ovviamente non se lo augura a nessuno, no? In una fase così complicata. No, certo, allora innanzitutto le dimissioni non vedo perché debbano essere date e tantomeno perché vengano chieste. Hanno semplicemente Donzelli e Del Mastro raccontato dei fatti che erano raccontabili, descrivendo quello che si dicevano due criminali al 41 bis, quindi non vedo, il problema è cosa si dicevano, non il fatto che qualcuno abbia raccontato che due delinquenti si dicevano delle cose, un anarchico e un mafioso, tra l'altro ritenendo che fosse giusto coalizzarsi contro il 41 bis, quindi non vedo perché ci debbano essere dimissioni da parte di nessuno. Poi certamente per noi il tema mafia è da sempre, come per tutti gli italiani credo, ma per noi in particolare un tema che ci infervora e quindi le reazioni di Donzelli sono state particolarmente accese, ma ciò non toglie che le cose che ha detto siano giuste. Nessuno pensa che qualcuno del PD vada d'accordo con la mafia. Penso che nessuno, certamente non Donzelli e Del Mastro. Quello che si voleva dire era una cosa probabilmente diversa, dire attenzione che confrontarsi con queste persone, al netto del fatto che un parlamentare può andarla a trovare in carcere, potrebbe dargli un momento di visibilità, potrebbe fargli pensare che c'è uno spazio di manovra per ottenere quello che loro stanno da tempo chiedendo. La cosa poi che è comunque curiosa è collegare quello che è avvenuto in aula con quello che diceva qualcuno dopo l'arresto di Messina Denaro. Ma come mai dopo 30 anni sta trattando col governo, forse con il governo Meloni, per chiedere un alleggerimento del 41 bis? Bene, oggi è l'occasione per tutti i parlamentari di far capire che il 41 bis non va toccato, anzi forse va inasprito, non solo non va toccato ma va anche inasprito. Vorrei però ricordare che il PD con il senatore Orlando aveva messo in discussione il 41 bis, al netto dei motivi umani che prevedono una magari condizione di favore rispetto anche a queste persone, però il 41 bis non va assolutamente toccato. Orlando invece, ci sono delle sue dichiarazioni che potete serenamente trovare tutti perché sono pubbliche e sono state fatte in Parlamento, nel quale lui chiedeva un alleggerimento del 41 bis. Quindi di cosa stiamo parlando? Il PD ha la possibilità di dimostrare che per il 41 bis non si tocca, anzi se serve va inasprito, e che contro mafia, criminali, anarchici e delinquenti di ogni sorta queste misure servono e vanno mantenute, ma su questo penso che il senatore che è ospite in questo momento non abbia alcun dubbio. Andiamo subito dal senatore Verrazzi. Ricordo soltanto che Andrea Ostellari oggi è arrivato, il sottosegretario della Giustizia, è arrivato a Bassano del Grappa per rassicurare i bassanesi sulla riapertura del Tribunale di Bassano del Grappa. Sapete che da anni è stato chiuso, c'è una cittadella giudiziaria pronta ma è stata in qualche modo abbandonata, i bassanesi devono fare riferimento a Vicenza. Poi sentiremo in un'intervista di Alex Giuliano. Ecco, ce l'abbiamo? Allora sentiamola subito, sottosegretario Ostellari intervistato a Bassano del Grappa.
Buongiorno da studio, siamo a Bassano del Grappa con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che ringraziamo della cortesia di averci concesso qualche minuto del suo tempo. Un sopralluogo importante oggi. In agenda c'è la possibilità di riaprire, o meglio di aprire il nuovo tribunale della Pedemontana Veneta. Qual è insomma la sua aspettativa e su cosa si sta lavorando? Allora, io oggi sono venuto qui per ovviamente sentire anche direttamente dal territorio quali sono le indicazioni che arrivano e che devono essere raccolte da un governo che ovviamente vuole dare risposte. Anche su questo punto ovviamente noi qui sappiamo già che esiste un progetto molto qualificato e che darebbe, diciamo così, la possibilità a un'intera area, non solo a Bassano, ma un'area che è denominata della Pedemontana, di una costruzione, insomma, di un futuro secondo me importante, decisivo anche e soprattutto non solo per la comunità ma anche per l'attrattività che da un punto di vista, diciamo, dell'impresa può essere molto interessante per i giovani che vogliono rimanere qui, ad esempio, per chi qui vuole investire e per chi qui ovviamente chiede un'attenzione particolare. Noi siamo assolutamente a disposizione del territorio, che sentiremo ovviamente in questi 6 mesi, è un cronoprogramma che ci siamo dati come impegno con le varie istituzioni, regione compresa, per ascoltare e condividere un progetto assolutamente qualificabile e bene definito già. Lei ha detto che in una recente dichiarazione il Veneto ha un distretto di Corte d'Appello, 7 tribunali, adesso con la superstrada Pedemontana Veneta questo diventa veramente un centro importante sia dal punto di vista economico che appunto strutturale, logistico. Quanto importante sarebbe accelerare i tempi e lavorare in maniera, diciamo, decisa alla riapertura del tribunale? Noi saremo determinati se il territorio sarà determinato, quindi l'importante è fare squadra, non dividerci, cercare di pensare al futuro di questo territorio, lo dobbiamo fare assieme, perché assieme e condividendo si raggiungono i risultati. Le chiedo in chiusura una battuta su un altro tema di stretta attualità, il caso Cospito. Sappiamo insomma che la Premier Giorgia Meloni ha chiesto un abbassamento dei toni, ha chiesto anche di lavorare in maniera compatta. Qual è il suo punto di vista sulla questione? Io l'ho sempre detto, l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre dichiarato, ci vuole responsabilità, ci vuole pacatezza anche nelle dichiarazioni e fermezza. Ovviamente noi non faremo passi indietro rispetto ai violenti che oggi stanno manifestando e che stanno minacciando. Siamo assolutamente consapevoli dell'importanza del 41 bis per la sicurezza del nostro Paese. Siamo assolutamente disponibili e fermi per una riforma della giustizia che sia ovviamente anche a carattere territoriale e quindi anche per questo noi oggi siamo qui. Grazie, noi liberiamo il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, lo ringraziamo, linea allo studio. Grazie molte a Alex Giuliano e al sottosegretario Andrea Ostellari, che ricordo è padovano e torna sempre, sappiamo, molto volentieri nella sua regione. Torniamo da Andrea Ferrazzi. Senatore, rispetto a quanto diceva Montuori prima, non devono esserci dimissioni, anche Montuori difendeva i suoi, diciamo, gli esponenti di Fratelli d'Italia. Sì, ma vede, quello che sta succedendo è che è semplicemente Fratelli d'Italia che sta difendendo le posizioni e le frasi dette da 2 importanti e autorevoli dovrebbero essere rappresentanti delle istituzioni, perché la Lega stessa, anche nelle parole adesso Ostellari e Forza Italia, cioè tutte le compagini del governo hanno preso le distanze rispetto a quanto è stato sostenuto. Perché vede, qui nessuno ha mai messo in discussione il 41 bis. Voglio anche ricordare che tra i più gravi attentati dei gruppi anarchici fu oggetto Romano Prodi quando era Presidente della Commissione Europea, esattamente un esponente di punta del Partito Democratico, quando gli furono fatti saltare i bidoni dell'immondizia sotto casa e gli anarchici gli spedirono in casa delle buste esplosive. Quindi se c'è qualcuno che racconta balle se ne deve assumere la propria responsabilità.
perché stiamo parlando di persone, di forze di governo che hanno governato per anni facendo la battaglia contro gli anarchici, i terroristi e i mafiosi. Allora, nel momento in cui in aula qualcuno si alza e poi ratifica sui giornali che un partito politico, nella fattispecie il Partito Democratico, si inchina alla mafia, dice delle frasi che sono gravissime. Sono delle frasi gravissime oggettivamente prese in quanto tali, e lo sono ancora di più se appunto pronunciate da persone che dovrebbero rappresentare le istituzioni, cioè la nazione, non una parte. Perché già grave sarebbe se fossero pronunciate semplicemente da esponenti politici, ma nel momento in cui vengono pronunciate da istituzioni sono ancora più gravi. Secondo passaggio, mai nessuno ha messo in discussione il 41 bis. Casomai la domanda da porsi è: perché continuano costoro a dire si mette in discussione il 41 bis? E la risposta è semplice: perché sono talmente in difficoltà che devono creare una cortina fumogena per far parlare d'altro. Mai nessuno ha messo in discussione il 41 bis. Il 41 bis è presente nel nostro ordinamento giuridico e prevede in alcune fattispecie specifiche che il ministro della giustizia, coadiuvato col procuratore di turno, pronunci questa sentenza, questa norma giuridica particolare e speciale nei confronti di persone per evitare che abbiano dei rapporti col mondo esterno. Questo nessuno l'ha messa mai in discussione. Quindi che si continua a dire che il Partito Democratico mette in discussione il 41 bis è la dimostrazione del fatto che costoro sono in grandissima difficoltà. Dopodiché, veda, è qui evidente che siamo dinanzi a dei personaggi che non sono all'altezza del ruolo, questa è la verità. E guardi che i primi che sono in difficoltà non è il Partito Democratico, non è l'opposizione, questo è stato oggettivamente un grandissimo autogol da parte della maggioranza. È stata chiamata in causa addirittura la Meloni, è dovuto intervenire addirittura il Presidente del Consiglio, ed è chiaro che quando interviene o deve intervenire il Presidente del Consiglio vuol dire che a livello istituzionale è seduto di livello. Dopodiché ci sarà il gran giurì del Parlamento che valuterà la questione e soprattutto poi per quanto riguarda la pubblicazione o meno di queste notizie è in corso una procedura di indagine da parte della Procura competente e vedremo che cosa dirà. Ecco, Montuori, è un'arma di distrazione di massa quella del 41 bis, dice il senatore Ferrazzi, per distogliere l'attenzione? Ma da cosa? Forse il senatore Ferrazzi non conosce le dichiarazioni di un suo collega di partito, anche ben noto come l'ex ministro Orlando. Evidentemente se ne deve andare a vedere, perché basta, le cerchi lei e poi le mandi, così tutti i cittadini capiscono che non c'è la stessa posizione nemmeno all'interno del PD sul 41 bis. Poi rispetto al fatto che venga detto certi personaggi non dovrebbero stare, allora certi personaggi forse farebbero bene a non andare in carcere a trovare mafiosi al 41 bis per la stessa ragione, pur essendo un diritto assolutamente un diritto che ai parlamentari spetta, ma io non lo trovo certamente una cosa che agli italiani fa piacere. Poi saranno gli elettori che diranno al momento opportuno se è bello vedere dei parlamentari andare a parlare con i mafiosi o meno, o con gli anarchici o meno. Questo per noi è una cosa che non va fatta perché dà visibilità a questi soggetti, a questi delinquenti, a questi criminali, e nessuno dice che non abbiano fatto danni anche al PD. Vedi gli anarchici con Prodi, esattamente l'hanno fatto, come hanno fatto con moltissime persone in giro per l'Italia mandando le bombe. E se noi riteniamo che questo non sia un modo di operare corretto, perché incontrare queste persone non dà un ben segnale, riteniamo di doverlo dire. Poi se i toni sono stati eccessivi e sono stati sbagliati, vedremo cosa dirà il gran giurì, e se poi invece c'è qualcosa legato a querele o a aspetti giuridici lo deciderà la magistratura, e su questo poi si dibatterà. Quello che invece pensano gli elettori, penso sia chiaro, andare a parlare con criminali e con mafiosi non è che sia il massimo dei segnali che si vuol dare, anche celandolo dietro al fatto di vedere le condizioni di salute di uno o dell'altro, che in un carcere sono sempre assicurate, tant'è che è stato trasferito per garantirgli maggiori e migliori condizioni di salute. Ricordiamoci anche che lui sta facendo lo sciopero della fame, non è ammalato, sta facendo lo sciopero della fame perché combatte contro il 41 bis, quindi non è una persona malata in carcere, è uno che si sta ammalando per sua volontà per protestare contro quella che è una norma che nasce contro i peggiori criminali e delinquenti d'Italia, che sono anarchici e mafiosi. Ricordiamolo bene, perché le persone comunque non sono stupide e lo capiscono. Poi ci saranno i gran giudici, ci saranno i giudici, sull'opportunità ci saranno gli italiani.
Ecco, chiedo ad entrambi, spero non so se c'è ancora collegato Andrea Ferrazzi, mi pare di sì, ma vedo che non c'è ancora l'immagine. Chiedo ad entrambi se c'è un rischio, come paventato da molte parti, di una saldatura in una fase di tensione come questa tra anarchici, antagonisti, possibili cellule eversive. Si rischia di un aumento della violenza anche per le strade, anche in Veneto, abbiamo visto a Milano, a Roma ci sono stati incidenti non gravi, ma insomma la polizia era in assetto antisommossa. Certamente ci può, non dovuto al fatto che c'è tensione in Parlamento, perché questo non c'entra assolutamente nulla, perché poi il governo è saldissimo e i ministri stanno lavorando benissimo, non ci sono tensioni all'interno del governo, e nemmeno il fatto che ci siano tensioni tra PD e Fratelli d'Italia può di certo agevolare in qualche modo, visto che a detta di tutti siamo tutti favorevoli al 41 bis, può in qualche modo agevolare queste persone. È chiaro che il sodalizio criminale si consuma nel momento in cui gli interessi sono comuni. Oggi il fatto che Cospito stia portando nuovamente l'attenzione, l'aspetto del 41 bis e gli anarchici come lui lo stiano cavalcando, favorisce anche il fatto che ci sia un avvicinamento con i mafiosi che da anni cercano in tutti i modi, pur non riuscendovi, ad alleggerire questa misura nei loro confronti, perché è una misura che sta facendo male alla mafia, come deve far male agli anarchici che, diciamocela anche tutta, fortunatamente sì, sono pericolosi, criminali, ma non tanto quanto i mafiosi. La congiunzione di questi certo diventa una bomba ed è molto pericolosa. Sicuramente va combattuto solo con le forze dell'ordine, la magistratura e con le leggi che, se serve, vanno anche inasprite. Senatore? Ma cosa vuole che dica? Il direttore, ho già detto come la pensavo, dopodiché vede, i parlamentari svolgono esattamente la loro prerogativa costituzionale, che è quella di andare a verificare le condizioni all'interno delle carceri, ed è giusto, è sacrosante che lo facciano, io stesso l'ho fatto. Io stesso ho visitato delle carceri per vedere le condizioni, perché vede, lo Stato deve essere molto duro nei confronti dei criminali, ma deve garantire l'esercizio di quanto previsto dalla Costituzione, perché le carceri hanno la finalità di punire la colpa e della rieducazione. E nel momento in cui non si riuscisse a fare questo, al di là naturalmente del caso specifico, adesso sto parlando generalmente, non si riuscisse a fare questo, abbiamo le reiterazioni del reato. Abbiamo molto spesso le persone che invece di essere rieducate escono e continuano a essere criminali, o peggio, persone che entrano nel carcere per piccoli crimini, invece di essere reinseriti alla fine della pena nella società, li troviamo che sono ancora più pericolosi. Quindi è dal punto di vista della giustizia che conviene far funzionare un sistema carcerario. Dopodiché, vede, il Papa quante volte è andato in carcere a visitare i carcerati? A parte che è un progetto evangelico per i credenti, no? Lo diceva già Isaia, lo diceva già i Vangeli, cioè andare a visitare i carcerati, anche le persone appunto che soffrono, nella logica di riabilitazione. Ma è seguendo il ragionamento del suo ospite, dunque il Papa che va a visitare i carcerati, cosa fa? Spalleggia o dà visibilità ai carcerati? No, per analogia. È come dire che allora il parlamentare che va a visitare i carcerati spalleggia, come ha detto appunto l'esponente dei Fratelli d'Italia del governo, e si inchina dinanzi alla mafia. Qui c'è proprio un analfabetismo giuridico istituzionale che è veramente pericoloso. Dopodiché, direttore, penso di aver già detto quello che dovevo dire. Io credo che a questo punto bisogna verificare bene cosa è successo, ma soprattutto a questo punto bisogna far sì che ci sia la capacità di fare quel fronte comune nei confronti di terrorismi anarchici, per evitare evidentemente che quello che insomma può succedere, cioè un unificarsi di tutte le forze che ci sono sempre nei paesi occidentali democratici, dunque anche nel nostro paese ci sono sempre state, sempre ci saranno, cioè progetti eversivi che cercano di mettere in difficoltà l'esercizio della nostra democrazia. Allora state per cortesia ancora con noi fino alle 13:30, perché adesso vediamo cosa pensano i bassanesi
della possibile riapertura del Tribunale di Bassano. Li ha sentiti Sharon Di Carlo, vediamo. Sì o tribunale no, qui a Bassano del Grappa? Questa è una domanda che ancora ad oggi non trova risposta. Lo sapete, 10 anni fa il tribunale è stato chiuso e accorpato a quello di Vicenza. Lo vedete alle mie spalle, questa è la nuova sede costata 12 milioni di euro, ancora ad oggi però inutilizzata. Ma nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. Sarà in visita infatti a Bassano il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia, per discutere di quello che potrebbe essere l'8° Tribunale del Veneto, che sorgerebbe proprio nella nuova sede di Via Marinali. Probabilmente potrebbe essere aperto qui a Bassano l'8° Tribunale del Veneto. Lei è d'accordo o no? Sì, perché è molto più comodo, perché arrivare a Vicenza è un problema. Tribunale sì o tribunale no qui a Bassano del Grappa? Di corsa, no, necessita, è ultra che utile, perché altrimenti andare a Vicenza è una cosa completamente fuori di testa, non esiste. Parliamo del Tribunale di Bassano del Grappa, non so se... Parla di uno che non c'è. Dovrebbe esserci secondo lei? Sicuramente sì, io penso proprio che dovrebbe esserci, perché Bassano non è un paesino. C'è sempre stato, hanno speso un sacco di soldi per rinnovarlo e adesso non c'è più nessuno, per qualsiasi causa, per qualsiasi cosa bisogna andare a Vicenza, quindi mi sembra una cosa fuori di testa. È stato trasferito 10 anni fa a Vicenza, secondo lei dovrebbe tornare un tribunale qua a Bassano del Grappa? Certo. Perché? Anche per i servizi, per tutto, insomma, altrimenti sono proprio morti qua. C'era e adesso avrebbe una circoscrizione maggiore, perché naturalmente sarebbe ampliato con paesi che adesso devono rivolgersi a Padova, a Vicenza, a Treviso, tribunali decisamente con un carico maggiore ma anche eccessivo, quindi nonostante l'accorciamento dei tempi grazie al telematico non abbiamo ottenuto un grande miglioramento. Il Tribunale della Pedemontana sarebbe oro colato per il nostro territorio. Lei era il postino del Tribunale? Sì, per 14 anni ho fatto il giro qua in Via Marinali al Tribunale, tutte le mattine entravo e era anche bello, insomma, dai, il modo di rapportarsi anche e dopo con tanti avvocati, perché logicamente qua in Via Marinali ce n'erano una marea, dai, era bello. Allora, prima di collegarci con Carlo Alberto Inghilleri in diretta da Vicenza, vorrei sentire un minuto per uno sia Ferrazzi che Montuori sulle prossime amministrative, tutti i riflettori puntati su Treviso e su Vicenza. Montuori. No, mi scusi direttore, mi lasci però il tempo di replicare. Io non ho detto che non è giusto andare in carcere, chiedo scusa. Comprendo il tono ecumenico del senatore del PD, che forse si sente simile al Papa in quanto visitatore di carceri, ma sono due cose ben diverse. Un conto è andare a visitare lo stato di salute dei carcerati per vedere le condizioni, ricordando anche che il PD non ha messo mai mano alla situazione carceraria, con le carceri che esplodono in 20 anni, quindi si riempie la bocca di buoni propositi senza poi portarli mai a termine. Ma diverso è avere una scorta di parlamentari che va a trovare dei condannati al 41 bis, è una questione di opportunità, non di impossibilità di farlo. Questo io comunque lo trovo inopportuno e ripeto, nessuno vieta, anche moltissimi nostri parlamentari vanno a visitare le carceri e non ci trovo nulla di sbagliato e nulla che non si possa fare. Trovo altamente inopportuno in un momento come questo andare a trovare condannati al 41 bis. Bene, poi le valutazioni, ripeto, aspettano i cittadini italiani. Certo non ci facciamo impartire lezioncine da chi è sulla situazione carceraria non ha mai messo mano, perché era difficile farlo, salvo oggi andare a visitare i condannati al 41 bis. Bene, allora poi se vuole replico, chiudiamo direi su questo, perché abbiamo proprio un minuto e poi dobbiamo andare a Vicenza in diretta. Senatore Ferrazzi? Ma no, il paradosso vede che il 41 bis serve per non far passare l'informazione all'esterno. Quando un parlamentare invece in diretta televisiva racconta esattamente di questa visita, sta esattamente mettendo alla luce del mondo, di tutti gli italiani, la situazione di questo del 41 bis. Quindi è proprio paradossale questo, no? Cioè è stata Fratelli d'Italia che ha portato alla luce l'esistenza, diciamo, moltiplicata dal punto di vista mediatico di questa questione, e quindi negando le radici del ragionamento che stanno facendo. Dopodiché, direttore, sull'amministrativa, io
penso e spero insomma, che ci sia una grande partecipazione, le amministrazioni sono sempre una grandissima occasione democratica, noi abbiamo candidato nei territori delle persone assolutamente capaci, che hanno tra l'altro anche del taglio diverso, uno più imprenditoriale per la propria storia a Treviso, l'altro più politico, ma molto capace anche dal punto di vista amministrativo a Vicenza, molto giovane e capace, e quindi insomma credo che saranno in grado di svolgere una campagna elettorale naturalmente attenta, ma con la grandissima attenzione nei confronti dei cittadini e delle loro comunità. Grazie senatore, una parola anche Montuori sulle amministrative, così per par condicio. Prego. Sembra che siano definiti ormai gli avversari all'interno della partita amministrativa di Treviso. Noi corriamo con il sindaco Conte, stiamo lavorando alla nostra lista, pensiamo che insomma, ci sia comunque molto da fare, perché dobbiamo dare anche noi il nostro contributo, quindi lavoriamo intensamente alla costruzione di una lista solida, e poi insomma, le amministrative sono un momento di altissima democrazia, ci confronteremo con gli altri candidati sindaci e con gli altri partiti, e noi ovviamente auspichiamo di vincerle. Bene, grazie veramente moltissime al senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, grazie. A presto, buon lavoro, grazie molte. A Giuseppe Montuori, segretario provinciale di Fratelli d'Italia nel Trevigiano. Grazie. Grazie Montuori anche a lei. Andiamo avanti con un collegamento con Carlo Alberto Inghilleri in diretta da Vicenza in compagnia del sindaco Francesco Rucco, perché ci sono importanti novità su un intervento del comune sul centro storico. Vediamo di cosa si tratta. Te la linea, Carlo. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Siamo in Sala Stucchi, municipio a Vicenza. Oggi siamo in compagnia con il sindaco Francesco Rucco. È un annuncio importante per la città. È una rivoluzione dal punto di vista urbanistico. Sappiamo che il sindaco si è preso anche la delega a se stesso per l'urbanistica, perché viene presentato un piano urbanistico per il centro storico. Con grandi linee di cosa si tratta, sindaco? Si tratta di un inizio di rivisitazione del piano degli interventi della città. Partiamo con una variante ad hoc sulla città storica, sul centro storico, che vede un precedente chiaro negli anni 70, il piano Coppa, che viene con questo nuovo piano superato, perché i tempi sono cambiati, evidentemente bisogna intervenire anche sulle regole per far sì che i vicentini possano decidere di vivere in un centro storico che venga tutelato sì, ma anche reso vivibile e accessibile, semplicemente delle regole che semplificano la possibilità di ristrutturare delle abitazioni, degli immobili in generale, delle aree verdi, valorizzandole al massimo, rispettando l'ambiente, rispettando anche i precetti della soprintendenza piuttosto che del patrimonio UNESCO, che, diciamo, al quale appartiene la città storica in particolare. Ecco, sappiamo anche che c'è questa necessità di ripopolare Vicenza, di qualificarla anche per invertire alcune tendenze. Si parlava di garage trasformati in negozi, come si tratta, come cambierà, qualche esempio concreto? Un esempio concreto, una cosa inaccettabile, riteniamo da parte di questa amministrazione ma da parte dei cittadini, che un negozio diventi garage. Questo ovviamente non sarà possibile nelle vie del commercio principali, quindi mettiamo sostanzialmente dei vincoli di tutela rispetto anche alle attività commerciali, recuperiamo immobili pubblici come l'ex tribunale, come il San Biagio, che saranno destinati ad attività di natura studentesca, universitaria, culturale, e quindi una città che sta cambiando a tutti gli effetti, e questo è un passaggio obbligato per favorire il cambiamento. Perfetto, sindaco, la ringraziamo. Intanto sappiamo che è in corso in questo momento la conferenza, la lasciamo andare. Io saluto per i cittadini e gli spettatori stasera, rinvio per un approfondimento con il TG Vicenza. Grazie molte a Daniele Garbin, non a Carlo Alberto Inghilleri, ho fatto io confusione. Grazie a tutti, ci vediamo domani a mezzogiorno, puntuali qui con Focus TG. Stasera ci vediamo con Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.